Col brano Affizzamea il coro Donu Reale di Budusò, diretto dal maestro Mauro Lisei, sabato a Nuoro nel Teatro Eliseo ha trionfato in occasione della rassegna Manuttenta, quinto Memorial Bobore Nuvoli e quarto concorso corale regionale Nuoro Patria dei Cori, un evento ideato e organizzato dall'Associazione Culturale Bobore Nuvoli in collaborazione con l'Associazione Ballo Scanarios di Bobore Nuvoli. Una manifestazione la cui direzione artistica è stata curata da Eta Nuvoli e dal maestro Giampaolo Caldino. La formazione corale di Budusò ha ottenuto il primo premio nella sezione riservata ai cori maschili, il primo premio assoluto trofeo Nuoro Patria dei Cori ed è stato scelto come miglior coro dalla giuria popolare. Il coro Donu Reale di Budusò ha ricevuto la scultura realizzata dal maestro Pietro Longo. Il brano Affizzamea è stato tratto da una poesia di Ambrogio Mela dedicata alla figlia e armonizzata dal maestro Lisei. Una serata all'insegna della musica corale tradizionale in memoria del maestro Bobore Nuvoli, che a questa particolare forma d'arte ha dedicato la propria vita artistica. Presentata da Giuliano Marongio, la manifestazione ha visto i cori suddivisi in 3 sezioni, maschile, femminile e mista, le cui esibizioni sono state valutate dalla giuria di qualità presieduta dal professor Antonio De Iara. Nella sezione cori femminili, al primo posto, si è piazzato il coro Nostra Signora di Monserrato di Ittiri, diretto da Marco Maiore. Nella sezione voci miste ha trionfato la corale polifonica di Bortigali, diretto dal maestro Cinzia Falchi, ma un plauso va a tutte le altre formazioni vocali che hanno voluto cimentarsi in una competizione che si conferma di ottimo livello, che ha visto una grande partecipazione di pubblico. Nel corso della serata è stata conferita la prima borsa di studio intitolata Bobore Nuvoli, a riceverla Riccardo Pessiu, suonatore di Launeddas e allievo del Conservatorio di Cagliari.